Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Enormi disagi ieri sera per i pendolari della linea ferroviaria Venezia-Udine. Un treno ha infatti investito un uomo all'altezza dell'abitato di Basigliano che è deceduto sul colpo. La tratta è stata riaperta dopo la mezzanotte. Travolto e ucciso da un treno lungo la linea ferroviaria Venezia-Udine. L'episodio si è verificato ieri sera, poco prima delle 19:30, nel comune di Basiliano. Un cittadino extracomunitario, del quale al momento è impossibile risalire all'identità in quanto sprovvisto di documenti, è stato urtato da un treno. Il macchinista, come riferito agli agenti della Polfer di Udine intervenuti sul posto insieme al medico legale, avrebbe sentito soltanto un forte colpo e per questo si è fermato 200 metri dopo il punto nel quale è avvenuto l'impatto. Una volta sceso ha notato il corpo dell'uomo, ormai esanime. Immediata la chiamata di soccorso, sul posto personale sanitario, oltre ai vigili del fuoco, ai quali non è rimasto altro che constatare il decesso. Impossibile stabilire se si sia trattato di una tragica fatalità. L'uomo al momento dell'impatto stava camminando al buio lungo la massicciata ferroviaria. A causa dell'incidente la linea ferroviaria è rimasta bloccata sino alla mezzanotte. Enormi disagi che si sono verificati, con i treni che hanno subito notevoli ritardi. Non ce l'ha fatta Jessica Cimarosti, la donna di 34 anni di Maniago Libro rimasta coinvolta ieri pomeriggio nell'incidente stradale avvenuto a Castions di Zoppola. Dopo lo scontro frontale, la donna, madre di una bimba di 3 anni, era stata elitrasportata in gravissime condizioni all'ospedale di Udine. È morta nella notte a causa dei gravissimi traumi riportati alla testa, al torace e all'addome. Grave anche il conducente dell'altra auto, un cittadino rumeno residente a Valvasone e Arzene, è ritrasportato all'ospedale Cattinara di Trieste. Versa in gravi condizioni una donna di 39 anni di Carlino che ieri notte alla guida di una Mitsubishi è finita prima contro un palo e quindi in un fossato a bordo strada. L'incidente si è verificato alle 4 a Precenicco lungo la ex provinciale 56 in via Lignano, direzione Pertegada. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente dalla Tisana e l'elisoccorso. Ai vigili del fuoco ci sono voluti 20 minuti per estrarre l'automobilista dalla macchina intubata sul posto. È stata ritrasportata all'ospedale di Udine. Ha riportato lesioni addominali, fratture multiple agli arti e alla testa. I rilievi del sinistro sono stati affidati ai carabinieri del radiomobile di La Tisana. La squadra dei volontari di protezione civile del comune di Nimis è intervenuta questa mattina lungo la viabilità che collega Torlano con il bivio per Taipana per la rimozione di alberi e rami finiti lungo la viabilità. La strada è stata messa in sicurezza dopo un breve periodo di chiusura ed è stata quindi riaperta al transito. Nevicate abbondanti in tutto l'arco alpino e sino a bassa quota in Friuli Venezia Giulia ruba gli ultimi posti nelle strutture ricettive e gli ski pass stagionali hanno già fatto registrare un record, 9.000 quelli venduti sino a questo momento. Abbondanti nevicate non solo in quota, ma anche nelle località più basse. L'ondata di maltempo che dalla serata di ieri impervesa in tutto il Friuli Venezia Giulia si è tramutata in neve. Paesaggi da cartolina arrivano da Piancavallo, così come dalla Carnia e dal Travisiano. Una manna dal cielo per gli amanti dello sport invernale, ma anche per ristoratori e albergatori che a questo punto possono ufficialmente inaugurare la stagione invernale in montagna. Le ultime copiose nevicate hanno infatti invogliato molti turisti a cercare disponibilità nelle strutture alberghiere che per la maggior parte dei casi dal prossimo weekend e sino all'Epifania sono ormai a pieno regime. Per il periodo che va dal 30 dicembre al 2 gennaio è praticamente impossibile trovare posto. I pochissimi rimasti a disposizione restano per chi fortuna sua non bada certo a spese. Si stanno preparando le piste, se ne ve a parte dimostra come la regione riesce a dare risposta. Pensiamo, diamo un dato, l'anno scorso 6.500 ski pass stagionali, quest'anno quasi 9.000, più tutti i giornalieri, plurigiornalieri che arriveranno. E veniamo ai dati di oggi della pandemia, i nuovi casi sono 507, i ricoveri in terapia intensiva sono 9, mentre le persone ricoverate in altri reparti 304, si registrano 3 decessi, tutti a Pordenone. Siamo alla politica, inaugurata la nuova sede a Udine di Fratelli d'Italia, un presidio per essere più vicini al territorio, afferma Walter Rizzetto che liquida le indecisioni del centro-sinistra sulla scelta di Venanzi o De Toni, non abbiamo paura di nessuno. Inaugurata la sede nuova in via Grazzano a Udine Fratelli d'Italia per essere più presenti sul territorio in vista delle amministrative? Non soltanto delle amministrative, ma per dare continuità evidentemente al lavoro che Fratelli d'Italia ha svolto bene su tutti i territori, nello specifico sul territorio della provincia di Udine in questi anni. Quindi avevamo bisogno di una sede fisica
per poter fare una sorta di infrastruttura fra quello che fondamentalmente sono le esigenze dei nostri concittadini con la Regione piuttosto che con Roma, e quindi finalmente abbiamo la nostra sede. 26% in Friuli Venezia Giulia, 21% a Udine. E alle prossime regionali la lista di Federica può ostacolare una vostra ascesa? Ma io penso di no, nel senso che Federica legittimamente fa questo tipo di scelta, l'hanno fatta altri governatori prima di Federica. Penso che però le due cose siano abbastanza suddivisibili in termini elettorali. E quindi Fratelli d'Italia correrà con una grande squadra sia alle regionali sia in Comune Udine. Alle comunali centro-sinistra non scioglie ancora le riserve, chi temete di più, De Toni o Venanzi? Nessuno, nel senso che il centrodestra a Udine abbiamo capito essere trainante. C'è stata un'ottima amministrazione degli ultimi 5 anni. Fratelli d'Italia in seno alle elezioni politiche ha superato il 26% qui in Comune Udine. Questo è un ottimo segnale, un ottimo risultato, è un qualcosa da cui non ripartire ma continuare con la nostra azione. C'è chi ha partecipato in prima linea all'allestimento del campo profughi in Slovacchia per accogliere gli ucraini in fuga dalla guerra, chi ha riportato a casa i bambini di una scuola resia nel mezzo dell'emergenza di un incendio. Sentiamo i volontari della Protezione Civile che ieri hanno festeggiato la giornata del ringraziamento. Tu hai partecipato all'allestimento del campo profughi degli ucraini in Slovacchia. Sì, abbiamo allestito un campo da zero di prima accoglienza con tutta la dotazione necessaria dai servizi igienici, dalle tende, dalla cucina da campo, tutto realizzato dai nostri volontari, anche con volontari specializzati come elettricisti, idraulici, per poterli accogliere in questo campo. Tu sei stata protagonista in mezzo all'incendio che ha devastato, ha diviso insomma la Valle Resia. Quali ricordi? Beh, è un ricordo importante e anche drammatico, perché è stata un'emergenza che ci ha colpito su più fronti, sul fronte ovviamente del territorio per quanto riguarda l'incendio, sul fronte della logistica e viabilità perché siamo rimasti isolati, e per quanto riguarda anche l'emergenza idrica perché Malgakot era rimasta senza acqua. Il primo giorno in cui è scoppiato l'incendio abbiamo dovuto dare supporto ai nostri bambini perché erano andati in gita e quindi non avevano la possibilità di rientrare, quindi i nostri volontari si sono attivati immediatamente per consentire il percorso attraverso un sentiero parallelo alla strada per permettere ai bambini di rientrare a casa. Che emozione hai provato in quel momento? Tanta paura per noi, per il nostro territorio e anche per gestire una cosa così grande nella quale non ci eravamo mai trovati. Aquileia è un altare della patria all'ennesima potenza, a dirlo è il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin alla cerimonia per i 90 anni del Gruppo Alpini. Anche il Friuli Venezia Giulia ha il suo altare della patria, luogo simbolo dell'identità nazionale e del sacrificio dei soldati nella Prima Guerra Mondiale, ed è la città di Aquileia. E questa è la riflessione che il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin ha voluto sviluppare partecipando personalmente alla cerimonia per i 90 anni del locale Gruppo Alpini. Se è vero che il milite ignoto è sepolto nell'altare della patria a Roma, qui ci sono gli altri 10 che furono raccolti nei campi di battaglia più cruenti della Prima Guerra Mondiale, e qui riposa anche Maria Bergamas, la madre che individuò tra gli 11 il milite ignoto che andò a Roma. Quindi un territorio, il cimitero degli eroi di Aquileia, nella quale viene rappresentato tutto il dolore e tutto anche l'elemento simbolico della Prima Guerra Mondiale attraverso il sacrificio di questi uomini. E gli alpini ne sono custodi della memoria, sono coloro che al servizio della loro città esaltano quei valori di abnegazione, di dedizione, di amore per la patria, per la propria comunità che caratterizza questo corpo, al quale credo che anche i nuovi giovani, le nuove generazioni debbano guardare per aver dentro di loro quei valori, quella responsabilità che consenta loro di essere più liberi, di essere anche cittadini attivi della regione Friuli Venezia Giulia, ma dell'umanità in generale per il futuro.
L'associazione Ictus di Pordenone ha presentato un libro che racconta i 5 anni di lavoro del gruppo di mutuo aiuto intitolato Alla memoria di Francesco Ross, un'occasione per ribadire i consigli sui sintomi da non sottovalutare per arginare in tempo la patologia. Un libro che riassume 5 anni di esperienze, quelle del gruppo di mutuo aiuto dell'associazione Ictus di Pordenone, che nel volume, presentato lunedì sera nella sede dell'Ordine dei Medici, ha raccolto e raccontato storie di chi ha dovuto scontrarsi con la malattia. Gruppo che è partito nel gennaio del 2018 e che adesso compie 5 anni di attività, gruppo che continua la sua attività. Questo libro è dedicato a uno dei componenti del gruppo, che è Francesco Ross, che ha avuto l'ictus a 24 anni e purtroppo dopo per un'altra patologia è deceduto a 26 anni. Era un ragazzo che quando veniva nel gruppo, nonostante la situazione di deficit, era una persona che animava il gruppo, che era particolarmente ben voluto da tutti gli altri componenti. Nella serata sono stati anche ribaditi i sintomi legati all'ictus da non sottovalutare. Quando una persona avverte una debolezza di un arto, una difficoltà a parlare, una difficoltà a comprendere una parola, un mal di testa particolarmente violento e non consueto, un disturbo della vista per cui una parte del campo visivo sparisce, non deve attendere, deve recarsi immediatamente al pronto soccorso, meglio ancora chiamare il 112. Siamo in chiusura, ma vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione in diretta alle 19. Buon pomeriggio.